L'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia è un grande cantiere a poche ore dalle fatidiche e attesissime nozze tra Jeff Bezos e Laura Sanchez. L'isola è accessibile, i vaporetti di trasporto pubblico a CTV arrivano regolarmente e la sede della Fondazione Cini è aperta. Solo il teatro dove si svolgerà la festa e probabilmente anche la blindatissima cerimonia è blindato e presieduto 24 ore su 24 dal servizio di sicurezza. In mattinata ci sono state le prove degli artisti che si dovrebbero esibire e in serata dovrebbe anche arrivare e poi cantare per gli sposi niente meno che Lady Gaga. Jeff Bezos è stato nelle scorse ore anche a Nicelli, come documenta questa foto che possiamo mostrarvi in esclusiva. Dopo le polemiche di queste ore, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro interviene e rivendica. Siamo contenti che abbia scelto Venezia per festeggiare il suo matrimonio, lui insieme ai suoi amici. È un evento che abbiamo chiesto noi, tramite amici, quando doveva scegliere, abbiamo proposto noi che facesse a Venezia questo evento, per cui siamo assolutamente convinti che questo è uno dei ruoli, dei tanti ruoli che ha Venezia. Anche giovedì sera, però, alcuni attivisti contrari al matrimonio in Laguna hanno proiettato tra fasci di luce scritte di contestazione sul campanile di San Marco. Finché sono ragazzi, ai ragazzi si concede tutto. Noi siamo in un luogo di libertà. La libertà è la libertà per tutti, anche di dissentire. Ecco, diverso sono quelli invece che speculano su quei ragazzi, che fanno la speculazione politica per poi arrivare al no a tutto. Questi sono gente che qui a Venezia sono pochi, ma ci sono. Brugnaro, invece, si dichiara onorato. Un grande onore, un grande piacere, persone di primissimo piano a livello internazionale, e il fatto che siano americani, per me che sono cresciuto col mito, col sogno americano dell'ascensore sociale, per me è un particolare onore, insomma, quindi sono molto lieto e spero che si divertano proprio, che passino e soprattutto siano felici loro due.